Buongiorno e bentornati all'Almanacco. Oggi è mercoledì 29 aprile 2026. Il sole sorge alle 5.59 e tramonta alle 20.01. La luna si leva alle 16.27 e cala alle 4.41. Oggi si celebra Santa Caterina da Siena, patrona d'Italia ed Europa, nonché protettrice delle infermiere. Il nome Caterina ha origini greche, derivato dal termine kataros, che significa puro. Attraverso la forma latina Catarina è diventato uno dei nomi più amati e diffusi nella storia. Oggi, 29 aprile, lasciamoci trasportare dal ritmo perché è la giornata mondiale della danza. Istituita dall'UNESCO nel 1982, questa ricorrenza celebra la danza come linguaggio universale che supera ogni barriera culturale o politica. La data è un omaggio a Jean-Georges Novelre, il creatore del balletto moderno nato proprio a Parigi il 29 aprile 1727. Andrea Agassi festeggia oggi 56 anni. Il Kid di Las Vegas, con i suoi 8 titoli dello slam e l'oro olimpico, resta uno dei tennisti più iconici di sempre. Oltre ai successi sul campo, ha saputo emozionare il mondo con la sua autobiografia Open, raccontando il lato umano e tormentato del successo sportivo. Michelle Pfeiffer compie oggi 68 anni. Diva intramontabile del cinema, ha saputo spaziare da ruoli iconici come Elvira in Scarface alla magnetica Catwoman, fino ad interpretazioni intense che le sono valse 3 candidature all'Oscar. Un'attrice che continua ad incantare per talento, fascino senza tempo. Luca Laurenti festeggia 63 anni. Musicista raffinato e comico dalla voce inconfondibile, Laurenti è, insieme a Paolo Bonolis, metà di una delle coppie più longeve e amate della TV italiana. Da Ciao Darwin ad Avanti un altro, le sue capacità di appassionare con il piano bar alle gag più surreali lo rende unico nel panorama dello spettacolo. Il 29 aprile 1961 il mondo dell'opera cambiava per sempre. Al Teatro Municipale di Reggio Emilia, un giovane Luciano Pavarotti di soli 25 anni faceva il suo debutto nel ruolo di Rodolfo, né La Bohème. Iniziava così la leggenda di Big Luciano, l'uomo che avrebbe portato la lirica nelle case di tutto il mondo, diventando così il tenore più famoso del XX secolo. Se i tuoi bambini o i nipotini vogliono fare le bolle ma quelle comprate finiscono subito, ecco la ricetta per farle indistruttibili. Mescola acqua, sapone per piatti e un cucchiaino di zucchero o glicerina se ce l'hai. Lo zucchero rallenta l'evaporazione dell'acqua, quindi le bolle dureranno molto di più e saranno così resistenti che potrai quasi farle rimbalzare sui vestiti di lana. Alle 23 del 29 aprile 1985 su Rai 2, Renzo Arbore scardinava le regole della TV con Quelli della notte. Un programma cult che ha inventato un nuovo modo di fare intrattenimento, trasformando il salotto televisivo in un luogo di improvvisazione geniale e lanciando personaggi e tormentoni che fanno ancora parte della nostra cultura popolare. Perché diciamo per un punto Martin perse la cappa? Deriva da una leggenda su un monaco di nome Martino che, per diventare abate e quindi ottenere la cappa, il mantello del grado, fece scrivere sul portale Porta patens esto, nulli claudatur onesto. La porta sia aperta, non sia chiusa a nessun uomo onesto. Ma l'incisore mise il punto dopo il nulli, cambiando quindi il senso della frase in Porta patens esto nulli claudatur onesto. La porta non sia aperta a nessuno, sia chiusa all'uomo onesto. Il povero Martino perse quindi il titolo per un unico piccolo punto fuori posto. Tintoretto Jacopo Robusti, un genio così irruento che il suo maestro Tiziano lo cacciò dopo soli 10 giorni, forse spaventato dalla sua velocità e dal suo talento pericoloso. Tintoretto non si arrese e si proclamò autodidatta, dipingendo con una furia e una violenza di pennellate che gli valsero il soprannome di Furioso. Un uomo che ha dedicato la vita alla bottega di famiglia e che ha riempito Venezia di capolavori drammatici e rivoluzionari. E ci salutiamo anche oggi con la nostra affezionatissima frase del giorno. La tua visione diventa chiara solo quando guardi dentro il tuo cuore. Chi guarda fuori sogna, chi guarda dentro si sveglia. Vi auguro un risveglio pieno di consapevolezza e di sogni da realizzare in questo mercoledì. Grazie per essere stati con me, io vi aspetto anche domani sempre qui con il nostro Almanacco. Una buona giornata dalla vostra Jaira.